nostra dignità ci impone alle volte di affrontare con coraggio situazioni difficili e ci dà anche tutto il coraggio di cui in questi casi abbiamo bisogno. Antonino Saetta. La sua immagine e le sue parole scolpite saluteranno gli automobilisti che transiteranno lungo la riammodernata statale 640. Al giudice canicattinese Antonio Saetta, assassinato dalla mafia il 25 settembre del 1988 assieme al figlio Stefano, è stato dedicato questo tratto dell'Agrigento Caltanissetta, il viadotto Giuffo. Alla cerimonia di inaugurazione presenti autorità civili, militari e religiose. Questa giornata è ancora più importante perché è stata associata all'apertura pure di un tratto significativo per questo territorio, questo tratto della 640 che finalmente vedrà un po' di sviluppo ulteriore in un territorio, questo della Sicilia centrale. Antonino Saetta è stato un magistrato che ha svolto attività lavorativa a Caltanissetta ed è importante questo perché è uno dei grandi magistrati che il piccolo distretto di Caltanissetta ha avuto. Fu un omicidio che ebbe la duplice valenza preventiva, evitare che il giudice Saetta presiedesse il maxi processo, punitiva per il processo Basile, ma non solo per quello. Il giudice Saetta aveva anche presieduto il processo per la strage Chinnici quando era a Caltanissetta e le sue sentenze di condanna nei confronti di Greco di Ciaculli avevano sancito la fine dell'impunità di Cosa Nostra, furono tra le prime sentenze di condanna di Cosa Nostra. Quello fu il primo omicidio di un magistrato giudicante. Ai suoi funerali, è bene ricordarlo, vennero il capo dello Stato e partecipò l'intero Consiglio Superiore della Magistratura. Da soli non ce la faremo mai, parlo da cittadina. Abbiamo bisogno che tutti, che in particolar modo i nostri giovani, attraverso la memoria, attraverso il sacrificio, spingano e percorrano sempre più velocemente quell'autostrada della legalità a cui si faceva riferimento. ANAS sta combattendo e combatte con voi lo stesso tipo di battaglia. Da una parte il fatto culturale emotivo è la memoria nella ricostruzione di un'identità della Sicilia che è la commemorazione, dall'altra parte l'essere in prima linea nella sottoscrizione dei protocolli di legalità che facciamo con le amministrazioni, nel controllo nei cantieri, nella trasparenza amministrativa, nelle modalità e nella cura con cui assolutamente attraverso presidi interni ed esterni svolgiamo con grande rischio. Io mi rendo conto perché i cantieri sono enormi e le possibilità di infiltrazioni possono essere svariate a qualsiasi livello, quindi è con una sinergia molto forte che facciamo questo.